Guarda che bello, Salvo, non l'avevo mai visto io. Guarda che bella. Si sale fino al castello. E sopra hanno costruito la torre del castello. Che non riesco a passare. Stanno preparando, cosa sono questi? Ecco qua, sembriamo due monaci di... Sì, infatti ne manca uno, vediamo. Wow. Omar. Buongiorno. Ti piace dormire, eh? Sì, l'ho capito, però... No, per favore, dai, mi sono svegliato adesso, per favore. Inizia una giornata. Buongiorno. Allora, è la camera che abbiamo preso per rimanere qua e fare in modo che, anche se siamo della zona, possiamo vivere la nostra esperienza da turisti al 100%. Quindi siamo voluti rimanere appositamente anche qua. Vabbè, qua c'è un po' di casino nella stanza. E allora vi faccio vedere fuori. Molto carina, con piscina mega gigante. Ecco qua la sala per la colazione. Salvo, per favore, già la mattina è triste. Abbiamo fatto colazione, lasciamo il nostro hotel e possiamo iniziare la giornata. Adesso noi andremo a fare un giro per vedere questi due comuni, Cammarata e San Giovanni Gemini. Questo è l'ingresso di Cammarata, ecco l'insegna antica. Ci addentriamo, un antico abbeveratoio che è stato ristrutturato. Ecco, questa, ragazzi, è la chiesa di San Giacomo, l'ingresso di questa chiesa magnifica. Guarda che bello, Salvo, non l'avevo mai visto io. Guarda che bella. Guardate, stiamo sbirciando un po' attraverso la porta ed è stupenda. Il tetto non c'è completamente. Qua si narra che nel sotterraneo ci fossero conservate un sacco di ossa. L'altezza della porta. Provo ad entrare. Entra. Ecco, questa è la chiesa madre del XII secolo, è ricostruita nel XVII secolo. Qua abbiamo uno dei tanti pati e delle tante stradine. E questa alle mie spalle è la famosa piazza di Cammarata. Continuando a salire c'è la chiesa di San Domenico. Guardate che bello. Dalla piazza di Cammarata, in questa salita che vedete alle mie spalle, si sale fino al castello. Lo vediamo qua da lontano alle mie spalle. Questa è la chiesa di Santa Domenica. Tra le tante cose belle da vedere ci sono appunto tutte queste chiese che sono davvero strepitose. Questa è la strada carrozza. Ok. Perché anticamente passavano le carrozze per andare al castello. Ah, questa è la classica pietra che c'è sotto tutta Cammarata e sopra hanno costruito la torre del castello. Ecco qua alcuni ruderi di pietra. Pausa pranzo. Bene, noi siamo arrivati e allora vediamo di entrare a mangiare qualcosa. Ecco qua, abbiamo noi iniziato con un piccolo antipasto, come potete vedere. Piccolo si va per dire. Non direi. Infatti. Mamma mia, questo formaggio sarà fantastico. Abbiamo ricotta, caponata, poi sono bruschette e le olive. No, diciamo che qua vanno fortissimo per il giro di antipasti. Un'altra specialità è la cotenna al sugo e poi abbiamo anche la trippa con i fagioli, veramente ottima. Scarpetta, spaghetti con asparagi selvatici, spaghetti freschi, tagliatelle con ragù di cinghiale. E concludiamo con ananas, cannoli e ricotta e cassatelle e ricotta. Dulcis in fungo. E dal Monte Cammarata posso dirvi che il nostro viaggio continua. Andiamo a vedere la gradinata, già più o meno vi rendete conto che
non riesco a passare. Visto? Ok. La chiesa di San Vito. Ecco, guardate che gradinata, ancora conserva i gradini antichi. Cioè, sei appena salito, quindi dovresti riuscire a scendere, no? Ah, di fianco tu, eh? Questa strada che scende divide Cammarata alla mia sinistra e San Giovanni alla destra, quindi appunto due paesi assolutamente intrecciati. San Giovanni Gemene è dentro, proprio dentro il territorio di Cammarata, quindi Cammarata è tutto attorno a 360 gradi e questa strada è una delle tante, insomma, che questa è la principale che divide i due paesi. Poi ci sono tante strade, stradine, angoli, case che metà sono di Cammarata, metà di San Giovanni, insomma è una cosa veramente bella, dai. Allora, qua mi trovo a Cammarata e invece qua sono a San Giovanni, ok? Cammarata, San Giovanni, Cammarata, San Giovanni. Concetto chiaro, vero? Qua sulla destra, come potete vedere, una bella gradinata con raffigurante, guardate, il carro di Gesù Nazareno, grandissimo, addirittura ci stanno due bande, quindi la banda di San Giovanni e la banda di Cammarata, banda musicale naturalmente intendo, e c'è una festa famosissima appunto della festa di Gesù Nazareno e quindi qua è raffigurato il carro. Anche da qua predomina, come potete vedere, il castello che è qua, quindi vi faccio vedere tutto il paese. Guardate, un presepe, guardate che splendore. Qua è dove si svolge la movida notturna, detto anche i quattro canti. Ecco, questa è la chiesa madre di San Giovanni Gemini che predomina tutta la piazza. Ed eccoci finalmente arrivati al santuario di Maria Santissima Cacciapensieri. E vediamo qua che c'è una zona vecchia, come quelle che piacciono a noi. Guardate queste mura antiche, bellissime, stupendo qua. Si vede un'altra parte del paese. Guardate. Guarda che bello, c'è una terrazza, proviamo a continuare. Sì, infatti ne manca uno, vediamo. Wow. Naturalmente senza tetto, giusto? Qua addirittura si è sfondata la porta. Ecco, qui siamo proprio alla parte di sotto. A sinistra i resti di un forno a legna. Dove... Ah, ecco, sì. Guarda, riesci a inquadrarlo? Guarda lì. Ok, quello, no? Questo è veramente bello. antico. Guardate, un passaggio. Ecco qua. Dicevano che c'era un bandito a Varsalona e che tra l'altro violentava le donne, questa no? famiglia E le uccideva. la nascondeva per le sue scorribande criminali e amorose. Questi dovevano essere gli ingressi nord segreti. Zone abbandonate, guardate. Infatti qua controllavano sicuramente, perché è una finestra piccolissima, controllavano chiunque passava da questo piccolo vicolo. Ecco, guardate, qua ci sono altre due finestre. Adesso mi sembra il momento giusto per una pausa. Guardate qua quanta roba buona. Allora, questo diciamo che è il mio piattino alla mandorla. Questo è il piccolo buccellato in dialetto pizzarruna. Poi insomma mandorla, pistacchio. Questa è frutta di bosco, la cassata siciliana. La cassata siciliana. Non vedo, no, non riesco a vederlo qua. Ah, ok. Vediamo la classica cassatedda siciliana. Ho buccellato, no, pizzarrone.
Abbiamo tagliato la pasta bianca, il cannolo non va mai tagliato a metà. Ragazzi, guardate, siamo riusciti a entrare. Stanno preparando, cosa sono questi? Panettone. Ah, dei piccoli panettoni con la forma, Sì, forma plum cake. Adesso mi sento meglio, possiamo continuare il nostro giro. Stiamo salendo in montagna, quindi nel monte Cammarata, dal cancello che avete visto prima. Diciamo che ci vuole circa 10 minuti di strada, sempre in salita, quindi sempre piena di curve, sempre tra gli alberi, e aspettiamo che là sopra ci sarà un panorama mozzafiato. Qua c'è meno foschia e si vede un po' meglio. Questi sono i paesi di Cammarata e San Giovanni Gemini visti dall'alto. La strada, come potete vedere, si fa sempre più stretta e noi continuiamo a salire per andare proprio in cima alla montagna, e qua passa quasi a fatica una macchina, quindi insomma noi cerchiamo di ugualmente arrivare su. Sentiamo che l'aria è sempre più Ricca di ossigeno. Ecco, il tempo non è dei migliori per vedere tutto il panorama, tutto ciò che offre questo fantastico panorama. Ecco che qua fa freschetto oggi, vero Giuseppe, dove sei? Ecco qua, sembriamo due monaci Vi faccio vedere qua dietro che sono le antenne, c'è la base militare. Siamo arrivati! Sta facendo buio e noi scendiamo e andiamo a valle. E adesso stiamo entrando nell'unico locale del centro Sicilia che si mangia messicano. Allora, questo è Ribis. Jalapeños, sono dei peperoncini verdi messicani e salsa balsamica. E poi invece qua abbiamo, Questo è chili con carne, vedo mais, scaglie. fagioli neri messicani Ok. e jalapeños accompagnati con crostini di pane. Ecco qua, poi abbiamo un altro piatto che è Burrito di carne. burrito di carne. Sono 2 tortillas con carne di manzo, pollo, peperoni, jalapeños e salsa Tex-Mex. Che cos'è l'alapeños? Sono dei peperoncini messicani verdi. Ah, quindi questi qua. Allora, adesso assaggio per voi 4 jalapeños contemporaneamente. Grazie, è tutto ottimo. Grazie a voi, vi aspettiamo al Torquemada. L'unico locale messicano nel cuore della Sicilia e abbiamo mangiato alla grande. Ragazzi, la giornata è finita. Siamo arrivati. E la nostra giornata finisce qua, quindi se volete aiutateci nei commenti e inserite altre foto, qualche altro luogo che noi non abbiamo visto. Purtroppo in una giornata è poca per fare tutto il giro e far vedere tutto quello che c'è di bello in questi paesi siciliani, quindi dateci una mano anche voi. Un saluto e alla prossima, è stato bello.